Il corpo martoriato da 20 ferite profonde al collo e alla gamba destra. È questo il primo esito dell'autopsia fatta sul corpo di Pier Matteo Rigon, uno dei due fratelli trovati massacrati nella villetta dell'Arcella lunedì scorso. Ancora non è certa l'arma del delitto, anche se sembra essere escluso che le ferite siano state inferte con una forchetta trovata divelta e sporca di sangue. Così come non è certa la causa della morte, potrebbe trattarsi di dissanguamento, ma per avere la certezza bisogna aspettare l'esito di ulteriori esami. I tagli sul corpo di Pierre, come lo conoscevano tutti in quartiere, potrebbero essere state inferti dalla sorella durante il duello che ha portato alla morte di entrambi, o potrebbero essere il frutto di un'azione autolesionista. Questo è quello che stanno cercando di capire gli inquirenti. Maggiori certezze potranno arrivare nelle prossime ore, dato che in giornata è prevista l'autopsia anche sul corpo di Donatella Rigon, trovata seduta a terra vicino al fratello, appoggiata alla parete con una profonda ferita alla gola e il viso irriconoscibile. Il medico legale ha fatto anche dei prelievi all'intestino di Pier Matteo per capire se l'uomo avesse ingerito parte dell'ingente quantitativo di topicida trovato nella casa di via Faggin lunedì scorso. La polizia scientifica ha repertato anche gli indumenti dell'uomo che verranno analizzati nei prossimi giorni. Accertamenti medico-legali sono in corso anche sui campioni di sangue trovato nelle pareti, imbrattate in varie parti della casa. Gli investigatori stanno cercando di dare un senso ad una strana scritta con il sangue, fatta con l'indice della mano destra da uno dei due fratelli su un muro. La parola era l'unica al momento decifrata, seguita da segni incomprensibili, forse la richiesta disperata di aiuto o di Donatella o di Pier Matteo.